Foro Europeo dei Pazienti, lo European Patients Forum, è coinvolto nel progetto Renewing Health nella gestione del cosiddetto User Advisory Board. Si tratta di una piattaforma che permette ai rappresentanti dei vari gruppi di utilizzatori finali dei servizi di telemedicina di esprimere la propria voce, le proprie opinioni circa il loro coinvolgimento dei pazienti e dei professionisti sanitari nei vari servizi che sono implementati nel contesto di questo progetto. Il messaggio che vorrei trasmettere in quanto rappresentante dei pazienti è fondamentalmente il fatto che Renewing Health ci permette per la prima volta forse di ottenere delle informazioni dettagliate circa la prospettiva dei pazienti e dei professionisti sanitari nel campo dei servizi di telemedicina. Attraverso queste informazioni noi speriamo di essere capaci di contribuire al dibattito politico riguardante il futuro dei servizi sanitari, non solo a livello europeo, ma anche a livello nazionale e locale. Dal punto di vista del paziente, quando si parla di benefici legati alla telemedicina, si parla prima di tutto ovviamente di miglioramento dei servizi sanitari utilizzati dal paziente, ma anche miglioramenti in termini di qualità della vita e anche in quello che è comunemente chiamato l'empowerment del paziente, vale a dire il suo coinvolgimento attivo nei processi decisionali riguardanti la sua malattia, e questo è uno dei benefici maggiori per i pazienti, soprattutto dal punto di vista dell'organizzazione che rappresenta gli interessi dei pazienti a livello europeo. Il contributo dello User Advisory Board può diventare determinante per il successo del progetto Renewing Health, soprattutto nel permettere che i servizi pilota vengano accettati dai pazienti e dai professionisti sanitari.